Gli ispettori della Guardia Costiera nella giornata di ieri, specializzati in sicurezza della navigazione, hanno sottoposto la nave Sea-Watch 3, battente bandiera tedesca, gestita dall'organizzazione non governativa Sea-Watch, a un'ispezione volta a verificare l'ottemperanza alle norme a essa applicabili in materia di sicurezza della navigazione, protezione ambientale e tutela del personale navigante. L'unità ormeggiata nel porto di Porto Empedocle è attraccata nei giorni scorsi, dopo il periodo di quarantena successivo al trasferimento su nave Moby Zaza dai migranti presenti a bordo e che staziona attualmente presso il porto empedoclino. L'ispezione ha evidenziato diverse irregolarità di natura tecnica e operativa, tali da compromettere non solo la sicurezza dell'unità degli equipaggi, ma anche delle persone che sono state e che potrebbero essere recuperate a bordo nel corso del servizio di assistenza ai migranti svolto dalla Sea-Watch 3, così come alcune violazioni alle normative a tutela dell'ambiente marino. Quindi la nave è stata sottoposta a fermo amministrativo che permarrà fino alla rettifica delle irregolarità rilevate in sede ispettiva e per alcune di esse sarà necessario l'intervento dello Stato di bandiera che detiene la responsabilità della conformità della nave rispetto alle convenzioni internazionali e alla legislazione nazionale applicabile. Tale ispettiva, prevista dalle convenzioni internazionali e dalle direttive unionali, viene svolta nell'ambito dei consueti controlli di sicurezza, tutela degli equipaggi e protezione dell'ambiente marino, demandati alla Guardia Costiera italiana sulle unità navali di bandiera straniera che arrivano nei porti nazionali.